Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I sindacati confederali CGIL, CISL e UIL denunciano la carenza di personale nelle strutture sanitarie gestite dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che con l'avvento del periodo estivo rischiano di non essere più in grado di garantire lo standard del servizio. Mancano all'appello almeno 100 operatori sociosanitari e 70 infermieri. L'allarme è stato lanciato durante una conferenza stampa tenuta al polo oncologico di Catanzaro dai segretari provinciali della CISL Antonio Bevacqua, della CGIL Tonino Meliti e della UIL FTL Nino Critelli. Nel nuovo auditorium del Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza si è svolto ieri il convegno Il valore economico e sociale dell'impresa agricola, organizzato da Confagricoltura Calabria in collaborazione con l'Unione Agricoltori della città Abruzia. Il presidente nazionale di Confagricoltura Federico Vecchioni, intervenuto al congresso, ha dichiarato che l'agricoltura pesa sul prodotto interno lordo e quindi necessita di interventi significativi laddove ha una significativa portata sull'economia regionale. L'Associazione Provinciale Industriali di Catanzaro ha ospitato ieri l'assessore regionale all'urbanistica Piero Aiello per discutere dell'assetto del territorio. Presenti il presidente di Assindustria Giuseppe Gatto, il direttore Dario Lamanna e gli imprenditori Giuseppe Speziali, Aldo Ferrara, Daniele Rossi e Paolo Abramo. In particolare si è parlato dei vincoli imposti per la costruzione del QTR, ritenuti non condivisibili sia da Assindustria che dall'attuale governo regionale, anche alla luce del dissesto idrogeologico che minaccia la Calabria. L'ANCE di Catanzaro ha organizzato ieri mattina un seminario sul tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Ad aprire i lavori Marcello Gagliotti, presidente dell'ANCE, che ha discusso di preventivazione e programmazione avanzata delle commesse pubbliche e private, sottolineando che il criterio che si dovrebbe adottare negli appalti è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A relazionare sul tema Paolo Perissinotto, specialist STR. Si chiama Stalking Catene Invisibili ed è un progetto finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa, frutto di un'intesa tra l'Università Magna Grecia e la provincia di Catanzaro, si propone di premiare la migliore tesi di laurea degli studenti dell'Ateneo del capoluogo che abbia attinenza con lo stalking e la violenza in genere. I lavori che saranno esaminati, realizzati da laureati in tutti i corsi dell'Università Catanzarese, riguarderanno gli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011. Continua il restauro del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Ieri il sindaco della città, Giuseppe Raffa, ha fortemente voluto un sopralluogo, accompagnato tra gli altri dalla soprintendente ai beni culturali Simonetta Bonomi. 140 gli addetti ai lavori del cantiere, continuamente all'opera per poter concludere entro fine anno ed essere pronti per i festeggiamenti del 150° anno dell'Unità d'Italia. Palazzo Piacentini ha già molti spazi recuperati, potenziamenti ed un nuovo quarto piano. È stato presentato presso l'Auditorium Castelnuovo di Catanzaro il libro di Luciano Regolo, Natuzza Evolo, il miracolo di una vita. Ha introdotto i lavori Marisa Fagà, presidente della FIDAPA, coordinata dalla vice caposervizio della Gazzetta del Sud di Catanzaro, Betty Calabretta. Ha relazionato Don Pasquale Barone, presidente della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime. All'autore dell'opera sono state affidate le conclusioni. Continua la presentazione di eventi estivi da parte della provincia di Catanzaro. Ieri la presidente Wanda Ferro, con a fianco il promoter Ruggero Pegna, ha presentato Brachetti e Friends, lo spettacolo evento del noto showman e attore trasformista internazionale che andrà in scena sabato 7 agosto a Roccelletta di Borcia. In questo mega show, tra numeri di forza, acrobazie e illusionismo, Arturo Brachetti condividerà il palcoscenico anche con una coppia di atleti ungheresi che hanno anche partecipato a eventi del Cirque du Soleil.